buon pomeriggio a tutti, benvenuti a tutti ad una nuova live di Reni Retro, benvenuti. Oggi volevo fare una cosa che diciamo è il proseguimento della live che ho pubblicato ieri, ok? Se volete andatevela a rivedere. Diciamo in queste due live volevo installare, sia ieri abbiamo installato una versione di Ubuntu che sarebbe Windows più Ubuntu, cioè Windows più Linux, praticamente due mondi che si fondono insieme, il mondo Microsoft Windows con il mondo Linux Ubuntu, ok? E questa volta volevo provare la versione Cinnamon basata su Windows 10, ok? Quindi il virtualizzatore è sempre Oracle VirtualBox 7.0 che ho precedentemente installato su questa macchina, poi ho verificato come mai ieri alla fine con un'ora siamo riusciti tranquillamente ad installare sia il sistema operativo e sia gli aggiornamenti, e non solo, abbiamo anche installato Chrome per Linux e WinRAR per PC sullo stesso sistema operativo e tutte e due funzionavano bene. Ho visto che era tutto rallentato perché avevo messo l'immagine ISO sullo stesso hard disk USB dove c'era anche l'immagine hard disk, ok, la virtual disk image, e quindi l'hard disk si rallentava perché doveva sia leggere le informazioni della immagine ISO dell'installazione di Ubuntu che diciamo andarle a scrivere nel disco virtuale. Questa volta invece ho fatto una configurazione diversa, praticamente l'immagine ISO sta dentro un hard disk interno al PC e il disco virtuale sta sempre dentro lo stesso hard disk. Io ho cancellato quella di ieri, ne ho creata una nuova da 30 giga, tra l'altro non è dinamica come quella di ieri, cioè a fisarmonica, ma è statica. Ho fatto un'immagine statica da 30 giga, quindi io sul disco diciamo USB ho un singolo file già grande 30 gigabyte, quindi già della sua massima grandezza, vuoto, ancora da partizionare, e diciamo sul disco interno. Però prima di andare a fare l'installazione volevo farvi vedere, per chi vedrà magari solo questo video, la configurazione del mio computer. Quindi andiamoci a vedere specci, ci andiamo tranquillamente a vedere specci. Allora, questo è specci del mio computer, ok? Allora, come vedete, il sistema operativo di base che io utilizzo, e lo dico sempre, è Windows 7 Professional 64 bit Service Pack 1. Ok, ci sono tutti gli ultimi aggiornamenti, ma tanto sono anni che non ne escono più. A me mi compare sempre, non ho voluto mettere elimina per sempre, quindi a me ogni volta che avvio il PC mi dice guarda l'assistenza per Windows 7 è scaduta. Io purtroppo non sono ancora, non mi posso mettere a reinstallare un PC con tutti gli applicativi che ho su questo, e quindi ancora utilizzo questo con Windows 7 con cui mi trovo benissimo. CPU Intel Core i5 4670 a 3,4 GHz, attualmente sta al 91% di temperatura, il che è tanto, ok? C'ha 8 core con l'iperthreading e tutto, 16 GB di RAM DDR3 dual channel, e poi la scheda madre è una Asus Tech H87M Plus con socket 1150, siamo nell'anno 2012. La scheda video è una Nvidia GeForce GT 430 marca Point of View. Storage, ho tanti hard disk qui, ma proprio tanti. Poi vabbè, ho l'unità ottica lettore DVD e l'unità ottica masterizzatore DVD. Infine c'è la scheda audio con scritto Realtek High Definition Audio. Andiamo a vedere, vabbè, se vogliamo sapere bene il sistema operativo, come vedete qui c'è tutto dettagliato, il sistema operativo con tutte le hotfix che ho installato, eccetera. La CPU più in dettaglio, sta caldissima, come vedete ci sono i 4 core che con l'hyperthreading technology diventano 8, ok? Questa è la RAM in dual channel 16 giga, vedete sono 16 384 megabyte, ok? E queste sono le informazioni sulla scheda madre, ok?
Allora, detto questo, ci andiamo un attimo a vedere come ho configurato VirtualBox, e quindi ci andiamo a prendere VirtualBox, la Virtual Machine. Ok? Allora, un attimino solo che io faccio tutto in tempo reale. Purtroppo una c'ha una risoluzione, una c'è un'altra di finestra e devo fare tutto in tempo reale. Ok? Allora, volevo farvi, quindi vi ingrandisco proprio al massimo in modo che si legga proprio bene. Ok, e questo è VirtualBox. Allora, VirtualBox vediamo che l'ho chiamato Ubuntu Virtual Machine. C'è la memoria di base 6002 MB con 4 processori e c'è l'ordine di avvio, è il disco ottico e poi il disco fisso. Ok, schermo, memoria video 16 MB, quindi una banale VGA. Archiviazione, c'è il lettore ottico e ci ho montato l'immagine ISO di Windows Ubuntu 11.4.4 Cinnamon con Win 10 a 64 bit e ci ho montato il disco virtuale che lo vede ovviamente come SATA 0 da 30 giga, e poi c'è l'audio, c'è la scheda di rete, c'è l'USB e c'è tutto il resto. Allora, bando alle ciance, ciancio alle bande e ciancio a tutto, e noi partiamo con l'installazione, quindi dobbiamo cliccare in alto sul pulsantone verde avvia. Momento in cui premo avvia mi si apre una nuova finestra e quindi io vi devo andare a mettere la nuova finestra appena mi compare. Allora, sta inizializzando l'hard disk, sta inizializzando il CD. Ecco, allora adesso diciamo è partita la nuova finestra e io ve la metto un attimino solo che ancora non me la vede. Sì. Allora, eccola qui. E questa adesso sta caricando Ubuntu da, diciamo, dal CD virtuale e quindi diciamo dall'hard disk interno al PC. Ok? Non sta praticamente quasi lavorando sull'unità disco virtuale perché ancora non gli ho detto neanche che esiste. Vi ripeto che questa è la versione Cinnamon 64 bit basata su Windows 10. Ok? Sta facendo l'avvio. Ok, ci vediamo una schermata nera. Io intanto ve la ingrandisco il più possibile. Allora, io vedo che sta praticamente facendo il boot dal file perché mi lavora tanto. Io, come vi ho fatto vedere ieri, ho un programma che mi permette di vedere, diciamo, sul desktop tutte le unità disco che ho, e quando c'è attività di lettura o scrittura. Lettura è verde, lampeggia verde, scrittura lampeggia rosso. Allora, come vediamo ha già caricato la versione live di questo sistema operativo. Già si vede che è diversa da quella che abbiamo visto ieri, ok? E qui c'è Windows Ubuntu 11 Installer, ok? E noi non facciamo altro che cliccare due volte su Windows 11 Ubuntu Installer. E qua ci dice Welcome to the Ubuntu Operating System Installer. Ok, questo programma installa è. Allora ci andiamo a scegliere la lingua. La lingua andiamo a mettere uruguaiano. Uruguaiano no. Mi sa che italiano non c'è, è possibile che l'ho scaricata così, eppure io Suomi e santo cielo, possibile. Allora, un attimo che lo sto cercando, ma mi sembra che italiano... Ah, italiano Italia, eccolo qua. Oh, Ubuntu System, programma di installazione. Benvenuto nel programma di installazione di Ubuntu System. Questo programma chiederà alcune informazioni e configurerà Ubuntu Operating System sul tuo computer. Ok? E noi andiamo... Ah, vedete? Devo cambiare, mi sa, la risoluzione. La devo cambiare qua. Display Settings. Perché con quella risoluzione non vede i pulsanti. Quindi mettiamo 1280 x 720. Allora vai, ok, keep configuration, ok, vediamo un po' a voi come vi è cambiato. Niente, praticamente lo devo rimpicciolire solamente poco poco e ve lo ricentro. Ah, qua c'è sta la mia immagine, quindi lo
rimpicciolisco, scusate, ma prima di lanciare l'installazione vorrei che poi fosse tutto centrato. 1280 x 720, eccoci qua. Ok, quindi posso partire con l'installazione. Quindi riandiamo che era qua l'installazione. Eccoci qua. Italiano Italia, avanti. Lui già mi riconosce che sto su Roma. Ok, Europa Roma. La tastiera mette Italian default, va benissimo. E gli diciamo come ieri, cancella disco e installalo completamente tutto. Dedica tutto l'hard disk da 30 giga a Ubuntu 11.4.4 basato su Windows 10 e gli diciamo avanti. Qua rimettiamo Renato come abbiamo fatto ieri, password Renato e poi accedere automaticamente senza chiedere la password. Gli diciamo avanti e lui ci fa vedere il riassunto di quello che gli abbiamo detto con tutte le informazioni. Ok? Visto il riassunto possiamo cliccare su installa. Ok? Installa adesso. A questo punto parte l'installazione del sistema operativo. Ok? Vedete come corre rispetto a ieri? Guardate come corre. Cioè, beh, quando c'ha, diciamo, l'immagine disco da una parte e l'immagine CD dall'altra su due dischi diversi, si massimizza proprio il tempo di trasferimento dati e quindi guardate come corre che già sta al 10%, l'11%. Io volevo un attimino occupare questo tempo per fare diciamo, un boosting di diciamo, un altro disco, di un altro vinile che ho comprato, ma non so neanche se ce la faccio. Ok, vediamo un po'. Va. Allora, facciamo una cosa, guardate. Io mi ingrandisco senza fare il cambio di visuale, mi ingrandisco un attimo così. Allora, dobbiamo andare a vedere cosa contiene questa busta. Questa busta l'abbiamo presa ieri pomeriggio tardi, perché abbiamo accompagnato mia figlia fa teatro al Brancaccio di Roma, via Merulana. La discoteca laziale sta lì vicino, sta a due passi, basta passare da piazza Vittorio Emanuele II e si arriva poi tramite via Mamiani a via Giolitti, dove c'è la sede della discoteca laziale. Questo è un disco che aveva prenotato mia moglie, ce l'avevamo da parte e quindi è dovuto andare solo a ritirarlo. Diciamo un'altra cosa, questo disco è una riedizione di un disco che già poi avete già pure visto perché mia moglie l'ha preso per mia figlia e vedete che questo è il disco di Annalisa e poi siamo finiti nel vortice. Allora, cosa c'ha di particolare questo disco? Allora, no, di qua. Allora, questo disco di particolare ha che contiene sinceramente il brano di Sanremo 2024 e non è solo questa la particolarità, ma la particolarità sta scritta anche qui dietro, se riesce a metterla a fuoco, vinile lilla, quindi non è più il vinile viola, ma questo è lilla addirittura, vinile lilla. Vi lascio anche il codice a barre, ok? Vi lascio anche il prezzo che non è eccessivo, 30 euro per un'edizione vinile lilla, vedete? E questa è Annalisa e poi siamo finiti nel vortice. Vi lascio anche la lista dei brani, tanto la telecamera dovrebbe metterli a fuoco correttamente. Vedete, sinceramente la prima del lato A si conclude tutte con Indaco Violento, che è l'ultima del lato B. Guardate quanto è bello questo vinile. Ok, poi questo è di mia figlia insieme agli altri due di Annalisa. Quindi lei adesso ha diciamo 10, poi nuda 10, poi ha questo, ne ha altri due di Annalisa più quello della colonna sonora del film The Greatest Showman. Ok, quindi anche mia figlia comincia ad essere una grande collezionista di vinili e ha preso tutto da me. Ok, adesso io mi rimetto un po' qui, ok, e vediamo a che punto è l'installazione di questo nuovo sistema operativo
uscito diciamo durante questo anno del 2024, quindi sono tutte cose nuove insomma. E abbiamo visto ieri che questa funzionalità di poter installare ed utilizzare programmi scritti per Windows su un sistema operativo basato con kernel Linux può essere una valida, ottima, grandissima soluzione. Ok? Quindi diciamo che oggi andremo anche a vedere, ad usare un po' questo sistema per vedere effettivamente se va davvero bene oppure se è un sistema così ballerino. Quindi oggi ho qualche minuto in più, ma non solo, come vedete sta correndo molto di più l'installazione rispetto a ieri, e quindi diciamo ci avremo più tempo poi per fare tutte le prove. Ok? Io vedo che sta proprio, guardate, sta andando che è una bellezza. Poi diciamo finito questo processo, quando arriva al 100%, il sistema operativo poi è pressoché installato, bisogna solo fare gli aggiornamenti. Ieri mi sono scordato di dirvi che vanno installati anche gli add-on per la virtual machine. Io poi ieri quando ho chiuso la live sono andato a prendere mia moglie, sono tornato, poi tanto il file, l'hard disk file era da cancellare perché io voglio utilizzare questa virtual machine proprio per provare nuovi sistemi operativi, per far vedere diciamo sistemi operativi basati su Linux, quindi varie distro di Linux, per farvi vedere altri sistemi operativi che esistono e che magari non si usano, o anche per farvi vedere dei tool come l'ultima versione che è uscita di Hiren Boot CD. Hiren Boot CD, io quando ho lavorato come sistemista in Ericsson Telecomunicazioni, tutte le varie versioni di Hiren Boot CD le ho praticamente usate, non dico tutte, ma quasi, perché trattasi di CD e poi DVD di utility che non possono mancare a un sistemista, vuoi per recuperare una password o andare a recuperare un file accidentalmente cancellato o per tutte, diciamo, tante cose, vuoi fare un ghost di un hard disk. Ghost significa fare un'immagine fisica di un hard disk. Noi in Ericsson avevamo la licenza del Ghost ancora prima che diventasse della Norton. La Norton poi, che era quella dell'antivirus, si comprò anche diciamo, la licenza del Ghost e cominciò a uscire Norton Ghost. Diciamo che il Ghost a noi ci fu molto utile perché quando stavamo in Ericsson noi dovevamo consegnare migliaia di PC a settimana. Cominciava a diventare complicato fare l'installazione di un sistema operativo su ogni singolo PC e quindi con il Ghost noi avevamo un hard disk che poi divenne addirittura un server di rete. Io qui ho ancora il dischetto che mi vede via DOS qualsiasi scheda di rete, sia PCI che ISA, e sia Tricom che c'era Billy Honton, ce n'erano tante marche di schede di rete. Noi avevamo messo su un dischetto tutti i driver per MS-DOS delle varie schede di rete per poter poi solamente diciamo montare un disco di rete, e io su quel disco, su un server che mi avevano dato da gestire a me, avevamo messo le immagini di tutti i modelli di PC che mano a mano arrivavano in Ericsson. Quindi diciamo uno di noi si preoccupava di fare la prima, l'unica installazione con tutti i software standard che erano diciamo licenziati ad Ericsson Telecomunicazioni, quindi che ne so, Office o addirittura Acrobat Writer. All'epoca non è che c'era chissà che, poi c'è stava WinZip, non utilizzavamo WinRAR, c'era WinZip, c'erano diversi programmi che uno li doveva tutti installare su quel computer, e poi che ne so, se il computer era un Toshiba Tegra 8100 o un Toshiba Tegra 8000 o addirittura un Compaq Desk Pro 200 mmx oppure un HP Vectra VI8 oppure un HP Vectra VL400, c'erano i Dell GX240, GX260, ovviamente cambiavano le schede madri, cambiavano diciamo, l'hardware e quindi i driver che bisognava installare, e quindi si facevano i ghost. Poi non solo, ma uscivano pure le versioni nuove di WinRAR, di Acrobat Reader,
diciamo di tanti programmi noi avevamo Norton Antivirus licenziato Corporate Edition e quindi bisognava installare questo Norton Antivirus eccetera, quindi noi poi avevamo un dischetto che si chiamava Ghost Walker che poi ci aggiornava le licenze per ogni singolo PC, quindi fatto il Ghost che ci metteva, mi ricordo, anche perché non si parla di tanti giga, mi pare che tutta l'installazione normalmente erano circa 3 o 4 giga, quindi si faceva il Ghost, finito il Ghost si metteva diciamo si avviava il sistema operativo e poi con il Ghost Walker ci aggiornava tutti, diciamo, aggiornava il seriale del sistema operativo al seriale della macchina in modo da non avere tutti i cloni identici di Windows, ma il clone doveva avere, diciamo, doveva dipendere dal seriale della scheda madre poi. E quindi, diciamo, è andata avanti così per anni. Vediamo che è arrivato quasi al 90%, mi sembra, l'installazione, già lo vedo, sì, 91%, quindi ci ha messo relativamente poco, diciamo, ecco, rimozione di 6 pacchetti, adesso dovrebbe lavorare solo diciamo, sull'hard disk virtuale per fare quella che poi è la pulizia al termine dell'installazione del sistema operativo. Ok? Andiamo avanti, vediamo questo Ubuntu, Windows più Ubuntu, questa volta Windows 10 più Ubuntu, vediamo come funziona, come va, se è veloce, se è lento, su una virtual machine, in questo caso VirtualBox 7.0. Ok? Allora, rimozione di 6 pacchetti, sta facendo, praticamente ha quasi finito. Io vi ho raccontato un po' quello che voglio fare diciamo, utilizzando questa macchina virtuale, questa virtual machine. Voglio mostrarvi diversi sistemi operativi, come si installano e quello che offrono. Ok? Come vedete è comparsa una bellissima scritta con scritto tutto fatto. Ubuntu Operating System è stato installato sul computer. Ora è possibile riavviare il sistema o continuare ad utilizzare l'ambiente live di Ubuntu Operating System. Io vi ricordo che questi sono, diciamo, se li masterizzate, sono DVD live, cioè voi potete metterli su un PC o anche tramite Rufus fare una pennetta avviabile, la mettete su un PC e potete avviare il PC da quella pennetta senza fare nessuna installazione, e questo significa live, cioè l'ambiente live di un qualsiasi sistema operativo, sia esso basato su Windows, sia esso basato su Linux. La versione live significa che voi potete mettere un supporto, che sia esso una pennetta o un CD o un DVD, e lanciare l'avvio del sistema da questo supporto anche senza avere l'hard disk sul PC. Mettete che avete un PC senza hard disk, potete lavorare con la versione live. Ok? Allora clicchiamo su fatto, così vediamo, e questo si riavvia. Ovviamente non mi dirà di rimuovere il CD, adesso sta ancora, diciamo, lavorando e facendo lo shutdown. Il processo di shutdown di un sistema operativo, attenzione, io ogni tanto vi spiego qualcosa perché io do per scontato che tutti sanno tutto. Ok? Il processo di shutdown serve per diciamo, smontare tutti i device hardware correttamente che sono in funzione nella macchina. Quindi, diciamo, durante il processo di shutdown, il sistema operativo che fa? Invia dei segnali di disconnessione a tutte le varie periferiche hardware e come ultima all'alimentatore. Quindi diciamo che forza lo smontaggio della scheda video, della scheda audio, dei controller serialata, dei controller USB, diciamo a tutte quelle che sono le periferiche, e quindi va a spegnere diciamo tutti quelli che sono i device connessi ad un PC. Ok? Allo stesso modo, durante il BIOS, diciamo, è l'hardware, è stesso l'hardware della scheda madre, vedete, ha finito lo shutdown e mi dice guarda, levami il CD da dentro e riavvia la macchina. Allora io vado qua, vado su si va da dispositivi, si va da lettori ottici e già è levato, perché qua non c'è rimuovi disco virtuale.
quindi perfetto, e io premo enter qua. Come leggete, VirtualBox 7.0, ok? Oracle Virtual Machine, ok? E adesso questo è il primo avvio, quello che io vi dico essere diciamo un po' più lento, perché durante questa fase vengono anche rilevati, diciamo, questo non è un ghost, questa è un'installazione di un sistema operativo, quindi durante il primo avvio il sistema operativo va a riconoscere l'hardware che ha a disposizione, quindi che scheda video c'è, che scheda audio c'è, diciamo tutto quello che è l'hardware a disposizione, le varie porte USB, tutto ciò che c'è per far funzionare, diciamo, correttamente il sistema operativo. Poi con gli aggiornamenti ovviamente uno va ad aggiornare questi driver e magari dove non sono stati trovati online magari sono disponibili. Se voi avete un hardware troppo nuovo che magari dentro al CD di Ubuntu, dentro all'immagine ISO di Ubuntu non c'è, e allora quando uno va a fare gli aggiornamenti via rete su internet, e allora lì si possono trovare anche driver che non era stato possibile installare. Allora, vedo ovviamente sempre dai LED che vi ho fatto vedere anche ieri che sta lavorando parecchio, ovviamente non lavora più sull'immagine CD, ma sta scrivendo e leggendo sull'immagine disco che sta, come vi ho detto, su un hard disk USB da 5 terabyte USB 3.0, ok? Differenza di ieri, questo hard disk, diciamo Virtual Disk Image VDI, è diciamo di capienza statica e non dinamica, cioè sono 30 giga e diciamo non si ingrandisce e non si rimpicciolisce. Man mano che io metto dati dentro si riempie fino a 30 giga, ma diciamo non è del tipo a fisarmonica, del tipo dinamico. Ieri questa parola dinamico non mi veniva, oggi ve la dirò 50 volte. Va bene, insomma ci stiamo divertendo, fuori piove, ha già fatto buio, siamo a Roma Sud, quindi è una giornata un po' così e quindi la impegniamo per dare un'occhiata a questi sistemi operativi. Un'altra cosa che ho notato molto bella di questo Ubuntu è che magari ci mette qualche tempo in più a caricare, però poi immediatamente compare tutto già pronto, già bello e disponibile per poter utilizzare il sistema operativo. Ok? In questo momento, vedete? Track Ubuntu Operating System. Ora vado subito, la prima cosa, vado a cambiare la risoluzione. Ok? Così. Allora, blocca schermo. Allora, noi andiamo subito qui, impostazioni schermo. La prima cosa che voglio fare è qua gli diamo 1280x720, così, ok, mantiene la configurazione, questo lo chiudiamo. Vediamo se voi lo vedete correttamente, sì, perfetto. Allora, quindi andiamo a fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto ieri. Allora, ieri abbiamo lanciato Edge, quindi lanciamo Edge. Questo è pure il primo avvio di Edge. Primo avvio di Edge. Io voglio tenere sotto controllo, diciamo, la CPU. Sta a 92 gradi, strano, vabbè. Allora, sta caricando Edge. Io mi giro un attimo per vedere perché lì c'è il PC di mia moglie, sta live su TikTok. Allora, sto aspettando che venga caricato Edge, ma contemporaneamente qua io sono sicuro che sta scaricando anche alcuni aggiornamenti, quindi eh, ecco perché è un po' più lento. Comunque noi aspettiamo, non gli ridò il click perché sennò poi magari mi lancia due volte Edge e poi si rallenta ancora di più. Effettivamente virtualizzato così ci sta mettendo troppo. Ecco, allora no, allora la password era questa, choose password for new keyring, ma che me ne frega del keyring, cancel, choose password for new keyring, ma non mi interessa a me di mettere password, ma password di che? No, aspetta, questo io lo chiudo proprio, cancel.
cancella, non muovo a fa. Sì. Non voglio mettere altre password perché già ricordarsene una, che io invece ce n'ho tantissimi di password. Purtroppo ce l'ho scritte un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù. Eh, Poi quando si cambiano è un disastro poi andarla a cambiare. Eccolo qua Edge. Va tutto a scatti secondo me perché mancano ancora dei driver. Benvenuti in Microsoft Edge. La sua privacy è la nostra priorità. Bene. Andiamo bene. Io ricerca, conferma. Ok. Poi qua chiudo. E qua vado su Chrome. Molto a scatti, devo dire la verità. CH-Rome. Sì. Guardate che mi ha scritto. Ok. Chrome. E qua mi scaricherà Chrome per allora, Bing. Ok. Vedete? Software update is ready to install. Quindi vuol dire che l'ha anche scaricati. Ok, ma io prima di fare questo OS updates, ok, io vado su qua e scarico Chrome e come vedete mi vede sempre la versione Debian 64 bit. Ok, accetta, installa. Ok, e in questo momento forse voi vedete pure un po' a scatti perché sto usando un sacco di risorse di sistema. Keep your file safe by backgrounding. Vabbè, allora io faccio apri file. Ok, loading application details. Vedete, alcune cose sono ancora in inglese qui, non sono state tradotte tutte. Allora, Google Chrome sta stable. Ok, qui mi chiede la password e questa la sappiamo. Authenticate, mi ha autenticato e mi fa preparing for install. Vedete che tutto è basato su Windows 10, anche la grafica qui è basata su Windows 10. Allora, andiamo avanti. Questo sta lavorando. Preparing. Oh, loro sul sito dicono che gira anche questo con 2 giga soli di RAM. Però tanto PC con 2 giga di RAM non ce ne saranno più tante in giro. Ce ne sono con 4 giga che sono molto più che sufficienti per questo sistema operativo. Allora, preparing. Vediamo un po'. Eccolo qua. Ok, l'ha installato. Se io faccio open, questo automaticamente, ma io non la voglio sta password for new keyring. An application wants to create a new keyring called default keyring. Choose the password. Ma non la voglio fare, ma non mi mettete altre password. Ok, Google predefinito. Ok, e questo è Google Chrome. Ok, non accedere. E questo è Google Chrome. Perfetto, personalizza, me lo ricorda più tardi. Ok, e qui voglio andare a installare lab.com WinRAR per PC, WinRAR per PC, italiano 64 bit. Quindi va qui, abbiamo sempre la cartella, quindi WinRAR, eccolo qua, WinRAR. È un punto exe, quindi viene rilanciato come abbiamo visto ieri Wine per Linux. Ok, questo applicativo ci permette di installare, di utilizzare praticamente applicativi fatti per Windows, applicativi fatti per Windows su un sistema operativo Ubuntu o Linux. Ok, quindi questo programma che si chiama Wine ci permette di utilizzare WinRAR.exe a 64 bit. Andiamo a fare su installa, vedete molto semplice, il tutto è di una semplicità incredibile. Questo sistema operativo lo possono utilizzare anche i bambini davvero, non è che c'è o annulla o installa, quindi non si può sbagliare assolutamente. Ok, sta facendo l'installazione. Io secondo me più andiamo avanti e più si ravvelocizza, poi vedremo quando l'abbiamo finito di installare che sarà utilizzabilissimo tranquillamente anche all'interno di una virtual machine e all'interno soprattutto di un PC dove già ci sono tante applicazioni, c'è già OBS che lavora parecchio di processore perché va a comprimere
quella che è la live che voi state vedendo in questo momento, in tempo reale tra l'altro. Poi ho altri programmi, ho Telegram sempre aperto, lavoro parecchio con PowerPoint e ce n'ho tanti di programmi aperti, c'ho Excel. Uff. Allora, installa e questo sta finendo di installare WineGecko e a quel punto, finito di installare WineGecko, eccoli qua l'installazione di WinRAR, e a questo punto noi gli exe li possiamo proprio installare praticamente tutti. Ok? Andiamo per esempio a cercare, allora chiudiamo qua, ecco questo è WinRAR che funziona perfettamente. Vedete come comincia a essere più veloce? Proviamo a cercare Specci pure qui. Specci è della Piriform se non mi ricordo male, rifiuta tutto. Allora Specci free download, allora reject all, tutti questi cookies non li voglio. Allora questa è la versione free download, ok. Allora Specci setup, allora andiamo a vedere, voglio aprire la cartella. Vedete Specci è sempre un exe, questa volta a 32 bit. Ci facciamo doppio clic e adesso non parte più Wine perché è già installato, e quindi vediamo il setup di Specci. Vediamo se c'è in italiano, non mi pare che c'è in italiano, e quindi Specci, no, non c'è in italiano, ah sì, italiano. Specci, allora personalizza l'installazione, collegamento sul desktop e basta. Installa Specci, vediamo poi se funziona, vedete come diventa veloce? Allora avvia Specci, sono curioso di vedere, eccolo qua, Windows 10 Pro 64 bit addirittura, vede come sistema operativo, Intel Core i5 a 3,40 GHz. Queste sono le informazioni che gli passa la Virtual Machine, quindi sta analizzando quanta RAM c'ha e dovrebbe dirmi 6 GB, però non penso riesca ad accedere addirittura all'hardware, quindi tra l'altro vedo che come sistema operativo vede Windows 10 Pro 64 bit Specci, stranissimo ma vero, vede un sistema operativo Windows 10 Pro 64 bit. Spettacolo questa cosa, Ecco, pure voi lo vedete tranquillamente, non è che aspetto, io adesso voglio vedere insieme a voi quando compaiono le altre informazioni. Sta lavorando parecchio per andare a capire che tipo di RAM, che tipo di scheda madre, che tipo di scheda grafica, tutto quello, tutte le informazioni che mancano, lui le va a cercare un po' sulla rete, un po' sull'hard disk, dove c'è l'installazione di Specci, che poi è proprio sul disco virtuale quello che abbiamo detto. Allora andiamo a vedere che è successo qua, perché se n'è andato Specci. Allora, si è chiuso Specci. Allora, thanks. Allora, questo intanto lo chiudiamo, che dovrebbe essere l'installazione di Chrome. Allora, comunque io volevo, mi si è piantato tutto, sta macchina virtuale si è piantata tutta. Allora, questo si può chiudere, questo è il sistema e lo chiudiamo. Gli aggiornamenti stavano qua. Notifica, keep your file safe, no. Allora, io questa la voglio chiudere. Poi vabbè, questo è Specci, il download di Specci, e chiudiamo. Questa pure la voglio chiudere, chiudiamo. Allora, mamma mia, si è rallentato proprio, e poi sta lavorando un sacco sull'hard disk. Non so che sta facendo sull'hard disk, però. Oh, chiuso tutto. Vediamo se questa, la barra qui funziona. Come non funziona? Funziona sì, perché non dovrebbe funzionare? Allora, e qui voglio metterci Specci. Forse è andato in errore perché non è strutturato per lavorare su un sistema operativo misto Specci. Mm.
Mi sa che non lo trova. Vediamolo da qua, lo lanciamo direttamente dal desktop. Vediamo un po' che succede. Ridagli prima o poi la dovrò mettere, mi sa, sta password. Password for new keyring. Default keyring. Ma io non voglio mettere password. Vabbè che tanto poi va cancellato questo hard disk. Finita la live prendo e cancello tutto. Qui ovviamente vi avverte che state utilizzando una versione gratuita di PowerToys, che è tutto quello che vedete, che diciamo è una particolarità di questo sistema operativo chiamato Ubuntu, Windows Ubuntu. Ok, ma questo che è? Via. Allora, però non parte più Specci, però io volevo vedere pure gli aggiornamenti. Ah, ecco, lo Specci sta ripartendo qua. Mi fa rivedere che c'ha un i5, mi fa vedere che vede Windows 10 Pro, però secondo me tutta l'altra roba non me la vede bene. Comunque mi vede Windows 10 come sistema operativo. Solo che così è troppo lento, veramente troppo lento. Non è utilizzabile così. Quindi diciamo che devo fare gli aggiornamenti e vedere dopo gli aggiornamenti se acquista di velocità questo sistema operativo, perché sennò così non è quasi utilizzabile. Io ci clicco ma mi risponde dopo un sacco di tempo. Allora vediamo un po'. Se io qui scrivo update, no, software, non era PowerToys, era Grab, una cosa del genere. PowerToys è un'altra cosa. OneDrive, Only Office Center, software, scaricati, Microsoft Edge, questo sarà Cortana, una cosa del genere. Ubuntu Operating System, devono rifare Your Free License Respire to continue using all features of our system, you must purchase a professional licenses. E che in 2 minuti già è scaduta, ma non può essere. Allora, updates, OS updates, perfetto. Requires restart. Allora, OS updates. Ha cominciato a lavorare tantissimo su hard disk. Secondo me adesso vi sta andando a scatti pure la live. La live io ce l'ho qua, tra l'altro mi dice pure che ho la batteria scarica. No, non va a scatti, anzi. Oh, eccoli qua tutti gli aggiornamenti. C'è miseria. OS updates. E sono questi, ok. Linux Image, vedete, è tutta roba Linux. OpenSSL. Sono tutti i componenti del sistema operativo che poi fanno parte proprio di Ubuntu. Solo che adesso sta lavorando tantissimo, io lo vedo con l'edino virtuale. Ok, attendi. Adesso se mi dice di riavviare io riavvio tranquillamente. This could take a while, loading updates, può richiedere, ecco, restart and update. Ok, riavviare il computer adesso, riavvia. Ok, e quindi adesso questo mi chiude la sessione, fa tutto il processo di shutdown e dovrebbe ripartire il sistema operativo. Vediamo quanto è durata questa live perché non voglio fare... Sono 44 minuti, vabbè, abbiamo ancora un buon quarto d'ora su cui spaziare, No, tanto sta a fare lui, oh. Ok. Uscita forzata, che ne so. Te devi riavviare, su. Non è che devi fare chissà che, Eccoci qua.
to send host log message. Ok, si è spenta la macchina virtuale. Vediamo un po'. Si sta ancora spegnendo, attenzione. Ok, a questo punto ha fatto lo shutdown e infatti ricompare il BIOS Oracle Virtual Machine VirtualBox. Vedete come cambia 2000 risoluzioni? Cambia la grandezza del rettangolo nero proprio perché cambia tutte le risoluzioni in base al driver che viene caricato. Ok, ok. Dice che l'hard disk è pulito, vedete? Dev SDA1 clean, dice quanti file ci sono, dice quanti blocchi ci sono. Ok, e sta caricando. Certo, potevano mettere abbastanza prima l'immagine di Windows. Vedete, ha cambiato un'altra volta la risoluzione e quel messaggio di errore non c'è problema, error failed to send host log message, non fa niente, quello ho visto che lo dà pure l'altra versione, quindi è un errore proprio del kernel di Ubuntu, si vede. Invece installing updates 100%, quindi sta andando tranquillamente senza problemi. Vedo che c'è gente collegata ma nessuno che scrive nella chat. Non so da dove sono collegati però perché non riesco a capirlo. Perché se non scrivono non lo so, non me lo dice da dove è connessa la gente. Comunque buon pomeriggio a tutti, sono le 18:05. Oh, stiamo vedendo, io in base al leddino, diciamo alla lucetta, l'icona che mi lampeggia sul desktop, riesco a vedere che sta lavorando parecchio sul disco virtuale, sul VDI Virtual Disk Image. Ok, diciamo che questa VirtualBox pure non funziona malissimo, anzi ve la consiglio perché anche questa è di semplicissima installazione e configurazione, cioè più semplice di così una macchina virtuale non la potevano fare. Quindi diciamo come programma per andare a fare dei test, un ambiente di test plant se vogliamo, dove provare nuovi sistemi operativi, questa Oracle VirtualBox, diciamo, mi sento di consigliarla. Mi ci sto trovando abbastanza bene, diciamo. Stiamo al 54% installing updates. Purtroppo abbiamo visto che erano tanti gli aggiornamenti, ed era pure quello il motivo per cui era così lento, perché ovviamente in background stava scaricando parecchie centinaia di megabyte di aggiornamenti. Oh, teneteli sempre aggiornati i sistemi operativi, non fate come me che c'ho ancora Windows 7, perché più li aggiornate e più sono sicuri e più funzionano bene. Quello è poco ma sicuro, questo è un altro consiglio che mi sento di darvi. Io quando lavoravo in Ericsson era una continuazione ad aggiornare sia i PC client che i server, ok? Quindi bisognava aggiornare i server, alcuni applicativi anche che giravano sui server, i server client application, cioè quelli che avevano diciamo, una parte del programma direttamente sul server e una parte client che accedeva a quella parte, quindi diciamo l'aggiornamento doveva essere fatto direttamente sul server. Ci ha fatto pure il menu di avvio. Ok, ci sono pure delle advanced option, magari dopo vediamo che cosa sono, ma adesso noi ci andiamo a caricare Ubuntu 11.4.4 versione Windows 10 Cinnamon. Ok, vediamo come va, quanto tempo ci mette a fare questo avvio. In avvio, diciamo, quando l'avevo installato l'altra volta era più veloce. Non so se questo può dipendere dall'hard disk, non lo so. Comunque la macchina virtuale sempre quella è, sempre 6 giga e 4, diciamo, 4 core, 4 threading, chiamiamoli, 4 threading del processore che gli ho dedicato. Quindi magari ho dedicato 2 core, 4 thread. Ok, sta caricando, non ci perdiamo d'animo. Vediamo un po'. SDA 1 clean.
sta correndo parecchio, sta leggendo parecchio dall'hard disk, è vero che... Vediamo un po' qua che mi dice. VirtualBox Virtual Machine.exe. VirtualBox VM.exe è quella, è l'applicazione che sta richiedendo più tempo disco, perché io ovviamente con questo programma riesco a vedere pure qual è l'applicazione che sta accedendo in quel momento al disco, ed è di una comodità questo tool piccolissimo, incredibile. Ok, io vedo adesso c'è uno schermo nero, dice che sta facendo, io vedo dal LED, diciamo da quest'icona che c'ho sullo schermo, che sta leggendo e scrivendo contemporaneamente sul disco virtuale, sull'USB. Ok, oh, mamma mia, è vero che che si sono dovuti installare gli aggiornamenti, però veramente troppo lento. Steve Commodore, ah, tu l'hai già installato, ma tu l'hai installato su un computer fisico? Mi dici come va, Steve? Ci scrivi nella chat come ti trovi, se l'hai installato su diciamo un computer fisico, oppure io pure l'avevo già installato l'altro ieri, sia questa versione qui che quell'altra con Windows 11, e devo dire che però a me andava più veloce di così. Io adesso ho cercato di fare un disco statico, quindi da 30 giga, monofile, quindi c'è un filone da 30 giga, forse è meglio dinamico, non lo so. E niente, io lo sto installando dentro una virtual machine su un PC, diciamo è un i5, quindi un buon PC, però diciamo va un po' lento qua. Ah, l'ha installato su un PC portatile, per curiosità quanta RAM ha? Perché a me del processore poco importa, quello che è importante se uno ci vuole fare i lavori di Office è quanta RAM c'è installata sul PC. Quindi se ci scrivi quanta RAM c'è... Oh, vedete, ancora non l'ha caricato, eh? Oh! Allora, generiamo sta password, se no... Ok, questo se no non ci dà pace, continua. Ok. Ubuntu Operating System. Vabbè, non ci interessa. Important OS updates have been installed. Ok. Allora, andiamo a vedere. Qui c'è partito Chrome. Ma sta ancora lavorando, ancora non ha finito l'installazione di tutti gli aggiornamenti. Vabbè, la chiave virtuale adesso a me non mi serve, poi un domani se lo userò. Ho diversi PC che hanno 4 giga di RAM, su cui potrebbe essere un'ottima soluzione questo Ubuntu. Che sta a fa? Che sta a fa? Dovrebbe aprire il sito, questa qua dovrebbe essere una pagina semplice sul sito loro, vedete www.ubuntu.org, ve ne parlavo ieri, potete scaricare l'immagine ISO direttamente da questo sito loro o anche dal mio gruppo Telegram dedicato prettamente alle distro Linux. Allora, qua cancelliamo tutto, io voglio scaricare un altro applicativo gratuito per PC. Non è niente WinRAR, Speci, che applicativo, un i5 con generazione 5 con 4 giga, non è male, un applicativo CCleaner, dai, CCleaner, andiamoci a installare CCleaner, dai, chiudiamo un attimo qua, riapriamo, ma io voglio vedere di prendere Chrome, ok, e lo sposto qua. Perché non me l'ha spostato? Vabbè. Chrome. Ok, what's new non ci interessa, nuova scheda non ci interessa. Allora, qui gli diciamo no grazie, no grazie. Qui gli diciamo ok, tocca dirglielo per forza. Chiudiamo questa.
Cleaner. Vediamo un po' se riesce a installare CCleaner, che è un pulitore download gratuito prettamente. Questo va a pulire prettamente Microsoft, perché poi Linux non è che c'ha bisogno di queste cose. Quindi è disegnato, scritto e diciamo fatto proprio per Microsoft Windows. Allora andiamo ad aprire la cartella, eccola qua, CCleaner Setup. Vedete, non compare neanche più Wine e non c'è motivo che compaia Wine. Parte l'installazione direttamente, fa tutto in background, vedete? Il setup di Windows è una cosa incredibile questo sistema, però qua sotto c'è Wine, vedete? C'è il bicchiere di vino qui sotto, quindi diciamo il cuore è Wine. È una bella idea hanno avuto. CCleaner, restream.io, chi è? Ubuntu 11.4.3, Windows 11 è uguale quasi. Eh sì, io ho installato la 11.4.4, che l'ho scaricata e l'ho messa. Allora, mi sono perso, sto qua. Personalizza, perché questo vuole mettere un sacco di roba. Leva tutta sta roba, leva, installa. Ma guardate quanto è veloce a fare l'installazione di applicativi Microsoft su, su Ubuntu. Ok, avvia CCleaner, vediamo che succede. Ma guarda che è una cosa incredibile. Non parte? Strano. No, c'ho la CPU a 0%, quindi non è partito. Dai che abbiamo trovato un primo bug, un primo bug. Niente. Questo non si avvia, si vede che gli serve qualcosa che manca di Windows e quindi non si avvia. Fatemi vedere un attimo una cosa. C'è gestione attività? No. Applet che è? Applet. Ah, Application Launcher. Vabbè. Allora. Strano CCleaner, ne abbiamo trovato uno che non funziona, vedete? A me d'altronde il core dentro è quello di Linux, ma come fanno a funzionare tutti gli applicativi Microsoft? Secondo me era una pretesa esagerata far funzionare tutti gli applicativi Microsoft all'interno di Ubuntu. Un altro applicativo non mi viene in mente. Comunque, lo so, sul PC reale è molto più rapido. Calcola che questo, come ho fatto vedere da Specci, è un i5 di quarta generazione, quindi è un PC molto vecchio. C'ha 16 GB di RAM, però è un PC molto vecchio. Andiamo a vedere YouTube. Andiamo a vedere YouTube. YouTube come si carica. Neanche troppo lento nel caricare YouTube, rifiuta tutto. Ok, qua ci mettiamo Renato De Vita. Ok, questo sono io. Qui mi dice che sono in live oggi. Questa è la live che ho fatto ieri con Ubuntu. No, devo dire che risponde pure abbastanza veloce, Guardate un po', qui avevamo installato Ubuntu. Vediamo se gli dico di metterlo a tutto schermo, che succede? Lo mette tranquillamente a tutto schermo. Bene, perché va a scatti? Oh, ecco. Vabbè, va a scatti perché non ce la fa poi a fare il rendering in tempo reale. È normale. Ok, vediamo quanto ci mette a fare il riavvio e poi basta così.
Allora, questo ce l'ha qui perché Windows 10, questo è Windows 10, riavvia, e qui l'hanno tradotto come ricomincia. Allora, veniamo a noi, mentre si ricarica Ubuntu 11.4.4, versione con Windows 10 Cinnamon, mentre si ricarica vi volevo invitare a visitare i miei siti internet www.classe74.it, che è un sito principale, lì troverete tanti oggetti in vendita su Amazon. Poi starwarsstore.it, scritto Star Wars come, vabbè, c'è qui dietro a me, c'è una, diciamo, un cartone di Star Wars qua sotto, diciamo, quindi www.starwarsstore.it contiene tanti oggetti inerenti alla galassia lontana lontana. Legolando.it contiene tanti set di Lego. Poi c'è RainyJStore.it dedicato interamente alla musica, e per finire, no, ce ne sono altri due, c'è il mondo del vinile.it e magliettevintage.it. Magliettevintage.it è l'ultimo nato, lì ci troverete tante magliette, diciamo, degli anni 70, 80, 90, ok? Quindi vi invito a fare gli acquisti su Amazon, passando magari per questi miei siti, il principale dei quali è proprio classe74.it. Ok? Quindi questo era doveroso dirlo, era doveroso, diciamo, che io impegnassi qualche tempo ai miei siti internet. Ok, ciao Andrea, benvenuto. Stiamo aspettando, però in avvio è lentissimo sto sistema operativo in avvio. La voglio riavviare un'ennesima volta perché secondo me è troppo lento. E quello che io avevo installato l'altro ieri non era così lento. Porca la miseria, di una lentezza sferica, ma forse io ho aperto qualche cosa, e tra l'altro mi sta scaldando parecchio la CPU perché la CPU sta a 95 gradi. O è il fatto che qua mi dice che non è licenziato, però io devo capire, adesso sta ancora leggendo su hard disk. Porca miseria, e adesso voglio vedere se riavviandolo appena lanciato, allora spegni, ricomincia, ok. E voglio vedere, dedichiamo gli ultimi 5 minuti di questa live a vedere quanto ci mette a riavviarsi completamente, senza aver aperto nessun applicativo, senza aver toccato nulla. Proprio avvio rapido standard, che può essere sia da computer spento, quindi da emulatore spento, e sia da, diciamo, e sia da computer, quindi sia un riavvio, esatto, sia da computer spento che un riavvio. Allora, secondo me io potrei pure, no, beh, adesso 30 giga sono un macello da copiarli da un disco a un altro. Vediamo se non ci mette tantissimo, provo a metterlo dentro un disco molto veloce che è un Western Digital Black, però secondo me è più veloce di quello, e quello è un 5 tera, 30 giga di hard disk, e li lavora in tempo reale come fossero niente. Quindi dubito che dipenda dall'hard disk il fatto che sia così lento in avvio. Sta caricando, c'è questa immagine di Windows. Adesso non sta più neanche lavorando sugli hard disk, niente. C'è questa finestra di Windows 10, presa da Windows 10, niente di più. Non sta scrivendo sull'hard disk e neanche leggendo da hard disk. Ma ecco, si è appena riavviato. Allora, da questo momento in poi parte la fase di boot, di avvio del sistema operativo. Niente, ci mette sempre un sacco di tempo. Per me, avendo visto poi sia quello di mia moglie che sta qua dietro, di PC, che quello di mia figlia, hanno tutte e due Windows 11, come tocchi il power 3-4 secondi ed è pronto. E invece questo c'è niente da fare. È vero che quelli hanno l'SSD M2
quindi super veloce, ancora più veloce degli SSD. Ah, ci ha dato un errore qua, che dice? No, sta caricando. Anzi, tutti ok, 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 ok. Open VPN, Terminal, LNB. E questi sono tutti i driver che sta tirando su, VPA Supplicant, User Login Management. Eh sì, erano tutti, diciamo, tutti i vari pezzi del sistema operativo che venivano lanciati, perché in avvio un sistema operativo poi va soltanto che a caricare tutti i pezzi che lo compongono. Il sistema operativo è fatto di tante cose, dai driver, dalle librerie, dai file di configurazione. Diciamo un sistema operativo è molto 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 complesso, quindi ecco perché non ce ne sono tanti. Noi amighisti diciamo, ah, il nuovo sistema operativo Amiga, eccetera. Sarebbe bello, dovrebbe essere uno standalone come macOS o come diciamo Microsoft, che sono diciamo due sistemi operativi, e poi ce ne dovrebbe essere un altro che tra l'altro non sono neanche diciamo tanto compatibili con loro. L'altro sarebbe il mondo Linux, come vi ho più volte detto. Va bene, l'ha caricato, voglio vedere quanto tempo ci mette, che ne so, a lanciare specci no, lanciamo Chrome, va. Ah, però qua c'è tutto Office, Microsoft Office Word. Ah, online dice però, Microsoft Word Online, questo è Word 365. No, vabbè, non, Word 365 non ci interessa. Va bene. Allora, mi chiede sempre sta password, io gliela do. Chissà che non è servita per crittare l'hard disk. Comunque a me quello che mi risponde. Io tanto, diciamo, già vi ho detto, ah, vedete, Office Live e sta partendo appunto Word Online. Vabbè, chiudiamo che non ci serve. Allora, torniamo in studio. Allora, torniamo proprio in studio. Cambiatemi l'inquadratura. Regia, ma che state facendo? Vi siete addormentati su in regia? Eh? Allora, eccoci qua. Allora, sono le ore 18:26, questa live è durata più del previsto, un'ora e 07, qualche minuto più di quella di ieri, ok? Comunque abbiamo visto le considerazioni su questi due sistemi operativi, vanno adoperati, diciamo l'installazione è molto semplice, l'aggiornamento è molto semplice, l'installazione degli applicativi Microsoft anche è semplice, anche se abbiamo visto che Specci dà in errore e CCleaner proprio non parte. Queste poi lo proverò meglio, magari vi farò sapere e magari salteremo perché userò un'immagine virtuale già bella installata e andremo a vedere quali applicativi per Linux funzionano e quali applicativi per Microsoft funzionano, e così magari facciamo pure una lista dei software che posso essere in grado di consigliarvi, sia dal punto di vista Linux che dal punto di vista Microsoft, ok? Allora, è sabato sera, sono le 18:27 di questo 10 febbraio 2024. Reni J come sempre vi ringrazio, io non ho la sigla con Reni Retro, quindi vi rimetto, stavolta vi voglio mettere se c'è Reni Tunes, vediamo un po' se c'è Reni Tunes qua, sì, Reni Tunes, ok, vi metto la sigla con Reni Tunes, va benissimo. Allora, detto questo, vi auguro buona serata a tutti, grazie di essere stati qui con me, grazie a chi vedrà questa live in differita e niente, abbiamo visto insieme questo nuovo sistema operativo Ubuntu, Windows Ubuntu, versione 11.4.4, Cinnamon Windows 10. Ok? Grazie a tutti di essere stati qui con me. Un saluto da Roma.